Gloria al Signore. Bene, se non c'è nessuno, accostiamoci alla parola di Dio. Leggeremo un salmo, Salmo 73. Salmo 73. Amen. Alleluia. Chiedo di alzarvi in piedi appena trovato. Cambiamo posizione, ma soprattutto onoriamo la parola di Dio. Salmo 73. Amen. Inizio a leggerlo. Signore sia lodato. Amen. Amen. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché son colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, un bellissimo salmo, non scritto come quasi tutti i salmi dal re Davide, ma scritto da quest'uomo che si chiama Asaf, il cui compito era quello di suonare e guidare i canti nel servizio al Signore. Quando Salomone costruisce il Tempio, viene stabilito come musicista, come uno che deve guidare la musica
e i canti. Serve il Signore con questo compito. Ha scritto dei canti, ha scritto diversi salmi, fra cui questo. Il salmo è una composizione, definita una composizione poetica. Non sono parole messe a caso lì formando una relazione o spiegando qualcosa. È qualcosa, è un sentimento, espressione di un sentimento che in questo caso mette lo Spirito Santo nel cuore di Asaf, e lo Spirito del Signore lo ha ispirato prendendo spunto da una sua esperienza. Lo abbiamo letto. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero. Cioè, in poche parole, certo Dio è buono verso Israele, verso il suo popolo, però mancò poco, un giorno nella mia vita, che io quasi cadevo, spiritualmente parlando. Tutti possiamo cadere, sapete? Tutti possiamo sbagliare. Ad Asaf poco mancò. Ha fatto dei ragionamenti un po' strani, come chi è in crisi spirituale, come chi invece di guardare alla croce di Cristo, guarda gli altri. Dio ci dia grazie a non guardare gli altri. Amen. Non guardare gli altri. Alleluia. Se gli altri prosperano, materialmente, umanamente parlando, non te ne curare. Amen. Non essere geloso del fatto che gli altri stanno meglio di te, anche se tu sei un figlio di Dio, una figliola di Dio. Non essere geloso degli altri, perché gli altri non hanno qualcosa che tu hai. Sapete cosa hanno gli altri? Non hanno gli altri che noi abbiamo? La grazia di Dio. Amen. Amen. Siete d'accordo? Amen. È vero. Guardando gli altri, quest'uomo che per questa crisi spirituale si stava allontanando dal Signore fino a quasi a inciampare, vedeva che l'empio prosperava. Anch'io vedo la stessa cosa. A volte chi non conosce il Signore vedi che sta bene, si arricchisce. È vero? Non ha nessun problema. E quasi dice, ma è io che sono un figlio di Dio, ma invano mi sono consacrato al Signore. Questo è il ragionamento di Asaf in questo momento. Ma cosa serve servire il Signore? Io ho conosciuto un fratello una volta che mi diceva la stessa cosa. Era un po' che non veniva in chiesa, il mio pastore mi disse, ma valla a visitare il fratello. E io ci andai. E mi disse, Marco, ogni volta che mi avvicino al Signore mi va tutto male. Perciò preferisco starmi lontano da Lui. Ho detto, ma fratello, sai perché ti va tutto male quando ti avvicini al Signore? È perché il nemico non vuole che tu ti avvicini al Signore. E siccome conosce questa tua convinzione e questa tua debolezza, utilizza questa tua convinzione e questa tua debolezza per non farti venire in chiesa dove si loda il Signore. Amen? Amen. E mi guardò e restò così. A nessuno piace soffrire, ma alla presenza di Dio ci sono beni a sazietà. Alleluia. Siete d'accordo? Amen. Guardate che Gesù non ci ha promesso sempre il sole. A nessuno dei suoi discepoli ha detto, seguimi e ti darò una vita senza difficoltà. No.
Gesù anzi scoraggiava chi voleva seguirlo. Un giorno un giovane disse: io ti seguirò ovunque andrai. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. È uno scoraggiamento, vero? Se quel giovane era veramente interessato a seguire il Signore, avrebbe detto: guarda, non mi importa, io voglio stare vicino a te e seguirti. Ma invece di quel giovane non se ne seppe più nulla, forse si scoraggiò veramente. Alleluia. Nel mondo avremo delle difficoltà. Amen. Nel mondo avrete, dice Gesù, delle tribolazioni. Però completa anche il discorso il Signore. Ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Alleluia. Quindi nelle difficoltà non devi entrare in crisi. Amen. Dio non sta venendo meno alla sua parola verso di te. Perché Dio dice: io sarò con te. Quando dovrai attraversare il fuoco, io sarò con te. La fiamma non ti consumerà. Amen. Attraverserai le grandi acque, ma l'acqua non ti sommergerà. Io sarò con te. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. L'empio è colui che sa che c'è Dio e crede anche in Dio, ma rifiuta Dio. E fratelli e sorelle, il mondo è pieno di empi, non solo di atei, ma anche di empi. Cioè persone che sanno: sì, Dio c'è, ci credo, ma voglio vivere la mia vita, poi un giorno si parlerà. Un giorno poi. Giorni che sembrano lontani, no? Ma invece non è così. Gloria al Signore. Ora, quest'uomo, Asaf, continua a fare questi ragionamenti che non gli sono d'aiuto, e continua a parlare così finché poi si ferma a riflettere. Ho voluto riflettere, versetto 16, per comprendere questo. Ma la cosa mi è passa molto ardua, difficile da capire. Finché però non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Amen. Cioè, fino a quando rimane fuori dal santuario, dalla presenza di Dio, è tormentato da questi discorsi, questi pensieri. Poi finalmente prende la decisione giusta. Sono entrato nel santuario. Il santuario è la presenza di Dio, dove si celebra, no? La presenza di Dio. E il Signore gli ha fatto capire. È importante per noi entrare nel santuario, alla presenza di Dio. È importante per noi piegare le nostre ginocchia e dire al Signore che ci ascolta, a me, perché è vivente: Signore, perché? Fammi capire. E il Signore ti darà le risposte di cui tu hai bisogno. Alleluia. Amen. Molti cercano le risposte nell'uomo. E non vi dico a volte come pastore quante domande ricevo, spiegazioni, cose impossibili da spiegare. Ma ciò che è impossibile per l'uomo è possibile per il Signore. Entra alla presenza di Dio e vedrai che lo Spirito Santo ti convincerà di ogni cosa. Ti darà le certezze di cui tu hai bisogno. Amen. Alleluia. Questa è stata l'esperienza di Asaf. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, difficile, finché non sono entrato nel santuario di Dio. E gloria a Dio, perché alla presenza di Dio cambia ogni cosa. Il nostro modo di vedere, il nostro modo di capire anche quello che si ascolta.
Amen. Alleluia. Il Signore gli ha fatto capire che c'è una fine per tutti. La fine dei figli di Dio è una fine gloriosa. Alleluia. Amen. Amen. E la fine dell'empio non è gloriosa. Alleluia. Amen. Amen. C'è una parabola che Gesù racconta del ricco e del Lazzaro. Di un uomo povero, si chiama Lazzaro. Il ricco era ricco. Vedeva Lazzaro povero, emarginato. Neanche lo guardava, anzi lo disprezzava. Però tutti e due poi muoiono. Si muore. Anche i ricchi muoiono. Anche l'empio muore. Anche l'ateo morirà. Anche i figli di Dio. Se Gesù non torna prima, anche noi moriremo. Ma i figli di Dio hanno vinto la morte. Perché Gesù l'ha vinta. Amen. Alleluia. Allora Gesù racconta che questi due uomini si trovano nel soggiorno dei morti. Però uno è entrato nel seno di Abramo. Potremmo dire il paradiso? No. La presenza di Dio. E l'altro, il ricco, è entrato in un luogo di sofferenza eterna. E mentre era lì che soffriva, nel fuoco eterno, disse: mandami Lazzaro, che mi dia un po' d'acqua, o fino anche all'inferno. Fa la sua parte, sempre da ricco. Mandami Lazzaro. No, non te lo mando Lazzaro. Lazzaro è qui che si riposa e gode. Amen? E allora manda qualcuno dalla mia famiglia che raccontagli che se non si ravvedono qua soffriranno come soffro io. E il Signore gli risponde: ma hanno Mosè e i profeti, credino a quelle. Se non credono a quelli non crederanno neanche a un morto che risuscita. Se il cuore è duro, rimane duro. Se c'è il no, è no. Dio ci dà la possibilità di scelta. Amen? Grazie a Dio abbiamo scelto per Lui, vero? Un giorno abbiamo scelto per il Signore. E per fede crediamo che la vita eterna è nostra, ci appartiene. Amen? Quindi potremo anche soffrire qui su questa terra, ma cosa importa? Questa terra è momentanea, vero? È per un tempo. Stare alla presenza di Dio è per l'eternità. Alleluia. Ma nonostante la brevità della vita umana e il tempo determinato che c'è qui sulla terra, nonostante questo, il Signore ci assicura il suo aiuto. Amen. La sua presenza, affronteremo le difficoltà non da soli. Amen? Ma Lui è sempre accanto a noi. Non solo, è anche dentro di noi. Amen? Gloria a Dio. Allora, vedete come cambia il modo di vedere le cose? Alleluia. Quando si fanno certi ragionamenti, come cambia anche il modo e il rapporto verso Dio. Ero insensato, ero senza intelligenza. Asaf confessa questo. Quando facevo quei ragionamenti ero insensato ed ero senza intelligenza. Addirittura dice: ero come una bestia. A volte c'è una bestia nell'uomo, la parte istintiva, che di fronte alle difficoltà non ragiona, ma reagisce d'istinto. Dio ci ha dato un'intelligenza. Amen. Sfruttiamola. Amen. Amen? Amen. E questa intelligenza che Dio ci ha dato, utilizziamola per cercare al meglio la volontà di Dio. Alleluia. La soluzione per tutti i bisogni, Cristo Gesù il Signore. Alleluia. A questo deve portarci l'intelligenza. Alleluia. Amen.
Asaf giunge ad una conclusione. Chi ho io in cielo fuori di te? Chi mi può aiutare nel cielo? Qual è il nome che ci è stato dato? Qualcuno nominerà i santi? No. L'unico nome che ci è stato dato è il nome di Gesù. Amen. Chi ho io in cielo fuori di te? Sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono anche venir meno. Attenzione, questo possono venir meno non è una giustificazione che si deve venir meno, è possibile, può succedere. O no? Amen. Può succedere che sbagliamo? Amen. Siamo fatti di carne. Il mio cuore e la mia carne possono venir meno, posso sbagliare, però Dio è la rocca del mio cuore. È la mia parte di eredità in eterno. Cioè, che fiducia. Posso sbagliare, ma Dio continuerà ad amarmi. Posso venir meno, ma Dio tenerà il mio cuore al sicuro. In qualche modo non so come farà, non è un merito mio, ma so che il Signore cercherà sempre un filo di comunione fra me e Lui. Gloria al Signore, a me. E riesce a dire il mio bene e stare unito a Dio. Alleluia. Qual è il tuo bene? Cercare il Signore, stare unito a Lui. Se ti allontani è peggio. Siete d'accordo? Amen. E guardate che ne conosco tanti che si sono allontanati dalle vie del Signore. E nonostante varie tentativi e varie esortazioni e varie preghiere, sono sempre lontani dal Signore. Però dice hanno conosciuto il Signore. Peggio ancora. Perché una cosa è sbagliare non conoscendo il Signore. E una cosa è sbagliare conoscendo il Signore. Siete d'accordo? Amen. È più grave. Perché hanno assaporato in qualche modo la presenza di Dio nella loro vita. Gloria a Dio. Quanto a me il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio, e questo dobbiamo fare. Nei momenti nei momenti di difficoltà, rifugiati nel Signore. Non ti isolare. Non dare libertà ai tuoi pensieri che non vengono da Dio e non sono buoni, ma rifugiati nel Signore. Tutti abbiamo i momenti Però rifugiamoci nel Signore. Ma cosa vuol dire, fratello, mi rifugio del Signore? Dov'è il Signore? Inginocchiati. Entra nella tua cameretta, chiudi, serra l'uscio. Cerca il tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che è nel segreto te ne darà la ricompensa. Amen. Amen. Cosa devo fare? Rifugiati nel Signore. Cercalo. Lui ti comprende. Amen. 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 Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Gloria a Dio per ogni esperienza che facciamo con Lui, perché ci serve anche per testimoniare agli altri e per edificare gli altri, per incoraggiare gli altri, come siamo stati anche noi incoraggiati. Fratello, io faccio alti e bassi, faccio così, e nessuno ti può aiutare, fratello. Nessun uomo, nessun pastore, nessun credente può aiutarti. Sei tu che devi scegliere la cosa giusta da fare. Piega le tue ginocchia e vai a Gesù. Amen. Così come sei, apri il tuo cuore e il Signore ti aiuterà. Amen. Amen. Alleluia. Io ho finito. Ma vogliamo adesso cercare il Signore insieme. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.